30 milioni per l'industria ligure è quanto è pronta ad attivare a luglio Regione Liguria per accompagnare lo sviluppo produttivo delle imprese localizzate nelle aree di crisi industriale complessa e non complessa. La prima area riguarda il territorio dell'entroterra savonese, nella seconda, quella non complessa, secondo la delibera di giunta del 28 ottobre 2016, rientrano anche i comuni del Tiguglio. L'agevolazione si articola su due strumenti che avranno una disponibilità economica ciascuna pari a 15 milioni di euro. Riguarda le attività economiche dei comuni coinvolti e combina una parte a finanziamento a tasso agevolato, l'1,5% annuo, a copertura del 75% dell'investimento effettuato dall'impresa, a un contributo a fondo perduto che può raggiungere fino al 25% dei costi ammissibili. Due strumenti che vedono la disponibilità di 15 milioni di euro ciascuno, uno per le aree di crisi complesse del Savonese e uno per le aree di crisi non complesse. I bandi apriranno formalmente online dalla fine del mese corrente e sicuramente a settembre poi ci saranno ulteriori 15 milioni sempre per gli investimenti industriali per tutto il resto del territorio che non è ricompreso in queste due macro aree. Per richiedere l'agevolazione regionale l'investimento deve essere superiore ai 200.000 euro. Sono consentite spese, anche quelle avviate a partire dal 1 luglio del 2023, per l'acquisto di suolo aziendale, fabbricati, opere edili e impiantistiche, acquisto di macchinari, impianti produttivi e attrezzature nuove di fabbrica, acquisto di programmi informatici e molto altro ancora. Le imprese interessate potranno presentare la domanda accedendo al sistema bandi online di Filse dal 23 al 31 di luglio. Medie e piccole medie imprese che sicuramente fanno investimenti importanti a partire da 200.000 euro e che sono finalizzati non soltanto a crescere, a migliorare il proprio efficientamento imprenditoriale, ma anche ad aumentare e stabilizzare i posti di lavoro.